Presentazione oggi ad Agrigento. Lunedì riapertura dei locali. Quanto è difficile provvedere alla riparazione delle buche ad Agrigento. Calcio, pallavolo e ciclismo, i servizi di oggi. Benvenuti su TVA Notizie. Presentato ad Agrigento un interessante progetto, il progetto Cina. Vediamo di che si tratta con il direttore Arturo Cantella. Si è svolta oggi ad Agrigento la presentazione del progetto Cina realizzato dall'UPAI, Unione Produttori Agricoli. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il SORI, Sovrano Ordine Reale d'Italia, che ha visto la presenza del sovrano Giovanni Federico I, successore del principe Alliata di Montereale, e del presidente dell'UPAI Francesco Stanzione. Alla convention ha anche portato il saluto della città di Agrigento il sindaco dottor Calogero Firetto, formulando ai presenti gli auguri di un buon lavoro. Tanti gli imprenditori agricoli presenti che con interesse e curiosità hanno seguito l'evento, che ha visto anche il collegamento in videoconferenza direttamente dalla Cina con l'intervento di un esperto in materia di progetti della piattaforma di Shanghai e che ha spiegato le varie fasi istituzionali e regolamenti per l'esportazione dei prodotti siciliani in Cina, interagendo anche con i presenti. Federico Giovanni I, sovrano Sori, ha anche portato il saluto ai siciliani tutti. Io sono venuto in Sicilia per presentare l'UPAI, l'Unione Agricoltori Italiani, perché vogliamo dare un supporto agli imprenditori siciliani per dargli la possibilità di uscire dalle grinfie che la chiamano Coldiretti, ma quella era Coltivatori Diretti, fondata da Bonomi negli anni 54, 56, eccetera. Ma adesso si sono talmente politicizzati. Allora il SORI, il Sovrano Ordine Reale d'Italia, al suo interno ha creato questo UPAI per dare la possibilità ai produttori agricoli e agroalimentari italiani di poter esportare i loro prodotti di qualità all'estero, con il consorzio UPAI che gli garantisce l'esportazione e i pagamenti. E io sono venuto qua per cominciare questa cosa nuova, sono venuto in Sicilia perché, essendo io un figlio adottivo della Sicilia, perché il mio predecessore era siciliano, il principe Alliata di Montereale del Sacro Romano Impero, sono venuto qua perché è da qua che si è iniziato a fare l'Italia, è da qua che si è iniziato a fare tante cose e io sono convinto che da qua si inizia questa storia, questa grande battaglia dell'UPAI per dare supporto a tutti i contadini, a tutti gli agricoltori che producono e non essere più turlupinati da questa gente e non essere più presi in giro da quelli che stanno in Europa che dicono noi facciamo questo, facciamo quello e facciamo quell'altro. Proprio i comunisti che stanno in Europa hanno dato la possibilità, l'autorizzazione di importare delle schifezze dall'estero, soprattutto l'olio, che la Grecia, la Turchia, la Tunisia non raccolgono le olive come lo fanno tutti, ma aspettano che cadono, le raccolgono e macinano la mosca, i vermi e la polpa dell'oliva e poi tutto questo prodotto sbarca a Trapani, arrivano tutti gli olifici italiani e se lo fanno fare, dice a me me lo fai così, a me me lo fai così, lo pagheranno 60-70 centesimi al litro, ecco perché si trova nei supermercati a 3,29 euro, ma quello non è un olio da mangiare, ma per la legge italiana loro possono scrivere fino al 9% di grassi dell'olio e possono scrivere extravergine, ma extravergine non esiste perché l'extravergine va raccolto oggi, stasera, molito. E i produttori italiani che sudano e che lavorano dalla mattina alla sera sono abbandonati e sono stati proprio quella gente, quelli che loro hanno votato là in Europa. Quindi questo devono prendere coscienza e io ecco perché voglio cominciare dalla Sicilia, perché dalla Sicilia si è iniziato a fare l'Italia
E questa grande battaglia, questa grande novità la voglio iniziare da qua. A tutta la regione Sicilia e a tutti i siciliani, essendo io un figlio adottivo della Sicilia, grazie. Vi auguro a tutti un futuro migliore su tutto e su tutti per il prossimo futuro, il prossimo avvenire. Grazie, un saluto da parte del successore di Alliata di Montereale, principe del Sacro Romano Impero. Grazie a tutti. Lunedì riapre la Biblioteca Lucchesiana dopo la messa in sicurezza anti-Covid. Lo ha annunciato il direttore Don Angelo Chillura. L'accesso alla biblioteca avverrà tramite appuntamento chiamando il numero 0922 22217 oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica biblioteca.lucchesiana@gmail.com. La biblioteca è fornita di termoscanner. Per l'entrata e l'uscita dei visitatori ci saranno dei percorsi obbligati e differenziati. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Agrigento, Gernanto Riolo, plaude al lavoro svolto dai carabinieri per il recupero della sedia destinata ai disabili per l'accesso in spiaggia, rubata nei giorni scorsi nei pressi di Piazzale Gildas a Leone. Il gravissimo gesto aveva suscitato profonda indignazione nell'opinione pubblica. Per il monitoraggio delle acque anche ad Agrigento la formula dello Citizen Science, che in tutta la Sicilia ha visto in prima linea 15 team di volontari. Il tutto nell'ambito della 34esima edizione di Goletta Verde, la campagna di Lega Ambiente. Lunedì 27 e martedì 28 luglio a Maddalusa e a Cannatello dalle 9 alle 13 è prevista la partecipazione attiva dei cittadini, soprattutto per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Venerdì 31 luglio saranno resi noti i risultati dei prelievi che hanno interessato anche la foce dei fiumi Acragas e Naro. L'organizzazione anche delle due giornate di lunedì e martedì fa capo al Circolo Rabat di Lega Ambiente di Agrigento, collaborato dai volontari delle riserve naturali Maccalubbe di Aragona e Grotta di Sant'Angelo Muchisaro. L'edizione Goletta Verde 2020 ovviamente risente in qualche modo del periodo di emergenza che comunque stiamo continuando a vivere. Siamo però stati bravi quest'anno a trasformare quella che era una criticità, cioè il fatto che comunque il laboratorio mobile della Goletta Verde, così come la barca, non potevano viaggiare per ovvie ragioni appunto di distanziamento. Abbiamo trasformato questa criticità in una opportunità, affidando ai nostri circoli, ai volontari dei nostri circoli, proprio l'attività di monitoraggio e quindi i prelievi che diciamo sono stati eseguiti in diversi punti della Sicilia. Di questo siamo ovviamente molto grati ai nostri volontari che si sono messi subito a disposizione con entusiasmo e che hanno seguito pedissequamente le istruzioni che sono state passate loro dal nostro ufficio scientifico. È una bella esperienza di citizen science sulla stessa scia della beach litter che ormai facciamo da anni, e non è detto che negli anni futuri la Goletta Verde non possa continuare abbinando appunto al lavoro del nostro laboratorio mobile anche l'attività dei nostri volontari. Oggi è il primo giorno dei due che abbiamo previsto come Circolo Rabat e come uffici gestiti da Lega Ambiente, Riserva Naturale Maccalubbe di Aragona e Grotta di Sant'Angelo Muchisaro, per questa operazione di Citizen Science che è simile a quella che abbiamo fatto con la Beach Litter qualche settimana fa. Oggi faremo i prelievi alla foce del fiume Acragas, dove ci troviamo in questo momento, poi ci sposteremo alla foce del fiume Naro e dopodomani andremo a fare i prelievi nella foce del torrente Cansalamone in territorio comunale di Sciacca. Questa è, diciamo, un'opportunità, abbiamo dovuto fare di necessità virtù perché a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus la Goletta Verde non è potuta partire e salpare, quindi
questa attività normalmente è svolta attraverso un laboratorio mobile seguito dall'Ufficio Nazionale, Ufficio Scientifico Nazionale di Legambiente, è stato demandato ai circoli, i quali i volontari dei circoli sono stati formati attraverso un'attività svolta, diciamo, in remoto dall'Ufficio Scientifico Nazionale di Legambiente su come vanno fatti i prelievi alla foce dei fiumi, alla confluenza con il mare, e continuare anche quest'anno a fare il monitoraggio di Goletta Verde, che è un monitoraggio ormai diventato di riferimento anche per le amministrazioni comunali e soprattutto per i cittadini. Dopo l'UDC sarà Forza Italia a sostenere il candidato sindaco di Agrigento Marco Zamputo. Le prime proposte del candidato al microfono del direttore Arturo Cantella. Anche il partito di Forza Italia, dopo quello dell'UDC, arriva alla conferma circa il sostegno alla candidatura del primo cittadino Marco Zamputo. L'Assemblea di Forza Italia di Agrigento, riunitasi alla presenza dell'onorevole Gallo, del vice coordinatore onorevole Giambrone, del coordinatore provinciale di Agrigento Maria Antonietta Testone, coordinatrice di Azzurro Donne, e dei vertici del partito provinciale, ha deliberato di condividere il progetto di governo dell'avvocato Marco Zamputo, candidato a sindaco della città per le elezioni prossime, riconoscendo allo stesso capacità di ascolto, rappresentatività ed esperienza amministrativa, un progetto da condividere con i giovani, i quartieri, con tutti gli agrigentini, per una città che ha bisogno di ripartire insieme, un programma aperto alle forze di governo della regione siciliana per ridare una speranza a un territorio dalle potenzialità immense. Forza Italia si presenterà alla città con una sua lista rappresentativa di tutte le migliori energie, composta da candidati che hanno da sempre dedicato il loro tempo al miglioramento e al servizio della nostra città di Agrigento. Intanto anche l'UDC, per via del coordinatore regionale onorevole Decio Terrana e l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, ha già dato il suo consenso alla candidatura dell'ex sindaco Zamputo. Per Terrana e La Ruvolo il suo staff dichiarano che accogliamo con entusiasmo e determinazione l'appello lanciato da Zamputo e condividiamo la sua proposta di candidatura a sindaco in occasione delle prossime elezioni amministrative in città e nutriamo fiducia e stima nella persona di Zamputo sia sotto il profilo politico che amministrativo, sia per la capacità di ascolto e di attenzione che dà alle istanze provenienti dal territorio per le sue doti umane dimostrate. Intanto Zamputo lancia già le sue prime idee sulle cose da fare in città, porticciolo turistico di San Leone e Valle dei Templi. Ma secondo me quello del porticciolo turistico unitamente al porto di Porto Empedocle è uno dei temi che dovremo fare diventare un punto di forza della nuova stagione della città di Agrigento. Questo all'interno del piano dei porti regionale dovrà essere una sfida importante che dovremo sapere cogliere. Il rapporto con l'Ente Parco, Valle dei Templi, un bene inestimabile, forse poco capitalizzato per la città? Io penso che la sfida poi vera sia proprio questa, cioè quella di riuscire a unire città con Valle dei Templi. Abbiamo una sfida, noi abbiamo 1 milione di persone circa che all'anno arrivano nella Valle dei Templi e poi però questo 1 milione di persone che arrivano nella Valle dei Templi non salgono nel centro della città di Agrigento e io penso che noi abbiamo questa sfida insieme con il parco di riuscire a portare invece un'economia anche all'interno della città. Ci sarebbe un rischio siringhe al porto di Licata. Vediamo. In un'area del porto di Licata sono state scoperte centinaia di boccette di metadone e moltissime siringhe. Il comune è pronto, d'accordo con la Guardia Costiera, ad eseguire la bonifica del sito, ma il sindaco Giuseppe Galanti, il vice sindaco Antonio Montana e il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto lanciano un appello. Politica e società civile siano pronte a raccogliere il grido d'allarme che proviene dalle fasce più deboli della nostra comunità. I 3 amministratori sono letteralmente sconvolti dalle immagini di siringhe e boccette di metadone abbandonate nell'area del porto, ma passano subito all'azione.
Sono sbigottito dalle immagini di centinaia di boccette di metadone e di siringhe abbandonate in questo posto. Sia io che il sindaco ieri abbiamo convenuto di porre in essere un intervento rapido ed efficace per una vera e propria bonifica, e proprio per questo oggi mi trovo qui per programmare questo intervento, e proprio per questo oggi ho parlato col comandante della Capitaneria di Porto per definire i dettagli di questo intervento di bonifica. Queste boccette di metadone abbandonato sono un grido d'aiuto che le persone che vivono un disagio sociale lanciano nei nostri confronti, lanciano nei confronti della politica, nei confronti della parte sana della società. Noi dobbiamo preferire la collaborazione alle polemiche, dobbiamo preferire l'operatività alle chiacchiere. Ce lo chiedono le nuove generazioni, noi dobbiamo tutti insieme, uniti, ricostruire il tessuto sociale affinché queste situazioni di abbandono e disagio siano completamente eliminate. L'uso di sostanze stupefacenti è molto diffuso tra i giovani a Licata, ne sono testimonianza le tante operazioni giudiziarie di polizia, carabinieri e guardie di finanza che hanno sgominato intere associazioni dedite allo spaccio di droga anche nelle vicinanze delle scuole e nei luoghi della movida licatese. Era il 6 luglio scorso quando vennero segnalate all'assessore comunale competente del comune di Agrigento, ovviamente senza alcun risultato, visto che siamo qui a raccontare di un mancato intervento per la sicurezza stradale. Le foto parlano da sole e raccontano come dalle parti di San Leone si può rischiare facilmente percorrendo le principali arterie, come la via Restivo a cui si riferiscono le foto o il viale dei Giardini. I residenti non ci stanno a subire in silenzio e annunciano una petizione da inviare al prefetto di Agrigento perché recuperi il tempo perduto dal comune nel salvaguardare l'incolumità dei cittadini, oltre ad evitare danni ai mezzi. Una situazione che si trascina da tempo, che proprio non si riesce a risolvere, neppure adesso in campagna elettorale. Si continua indisturbati a sparare fuochi d'artificio in piena notte al lido agrigentino di San Leone. La notte scorsa erano quasi le 3 quando i fuochi da uno dei chioschi del Viale delle Dune hanno illuminato il cielo. A questo punto sarebbe opportuna una decisa risposta delle autorità per stroncare l'odiosa abitudine che sa tanto di anarchia incontrastata. Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, smentisce la notizia riguardante la redazione del progetto di restauro dell'ex Collegio dei Filippini da parte dell'Ordine degli Architetti. Secondo Cimino non bisogna affidare la redazione di progetti alle centrali di progettazione, ma occorre affidare gli incarichi ai liberi professionisti. Agli architetti, insomma, il compito dei progetti, ai comuni quello di reperire i fondi. Salvatore, o meglio il suo fantasma, ha colpito ancora. Parliamo dell'autore del graffito ricomparso dopo qualche anno a Punta Bianca, come segnalato da Mare Amico. Come una sorta di sfida, il tizio continua stupidamente a divertirsi. Adesso ci vorrà un altro intervento per il ripristino dei luoghi, eliminando l'incisione. Una prima volta era intervenuta l'Accademia di Belle Arti di Agrigento, che aveva rimediato al danno. Montalbano e l'icona nel messinese nel circuito regionale Bella Sicilia. Il comune di Montalbano e l'Icona farà parte del circuito regionale Bella Sicilia. La notizia è stata resa nota ieri durante un incontro tra il sindaco Filippo Taranto, il vice sindaco Roberto Arlotta e Michele Sgro, in veste di coordinatore referente di Bella Sicilia. Perché aderire al circuito regionale Bella Sicilia? È molto semplice. Sono 2 motivi fondamentali. Il circuito regionale Bella Sicilia è un circuito che promuove la Sicilia, ciò che di bello c'è in Sicilia. E penso che Montalbano sia anche una bellezza siciliana. Perché? Per il suo sito, intanto il suo sito culturale, castello, il borgo medievale, le sue chiese, il borgo con le sue views, che è un dedalo di vie che è unico, penso, in Sicilia. L'altipiano dell'Argimusco, i suoi prodotti enogastronomici, il pane di Montalbano, la provola,
tutto ciò che fa parte proprio della identità siciliana e quindi bisognava aderire necessariamente. Ma proprio un altro motivo fondamentale, perché il coordinatore regionale è proprio Michele Sgro. Questo personaggio eclettico, questo personaggio che è unico, lo ripeto unico. Io ho avuto modo di collaborare con Michele Sgro allora quando Montalbano è stato candidato come Borgo dei Borghi nel 2015. Bene, la sua collaborazione è stata fondamentale per la vittoria. Non posso che ricordare con grande piacere le bellissime cartoline che ogni sera venivano inviate a tutta la Sicilia e a tutti gli italiani, unici, stupendi e originali, che hanno contribuito a quella grandiosa vittoria, di cui ancora ne paghiamo positivamente le conseguenze. Quindi Montalbano è legato a Michele Sgro, la mia amministrazione, l'attività promozionale che ho tentato di compiere in questi anni è anche legata alla figura di Michele Sgro, perché non è la prima volta che fa iniziative di tal genere. Me lo ricordo quando era il coordinatore dei comuni fioriti. E poi credo che sia anche importante la cooperazione e la condivisione di idee promozionali con tutti i comuni che faranno parte di questa rete. È importante. Vi ricordo che nel 2015 avevo coniato un termine: vota Montalbano, vince la Sicilia. Questa volta dirò: facciamo rete tutti assieme perché vincerà tutta la Sicilia. Coordiniamo, facciamo rete, solo così possiamo portare avanti un progetto promozionale unico, non solo chiaramente di Montalbano, ma di tutti i comuni siciliani, di tutto ciò che di bello c'è in Sicilia. E la Sicilia è una delle regioni più belle d'Italia e anche del mondo. Naro da 3 giorni è senza acqua, con la popolazione praticamente esasperata. La colpa sarebbe del consorzio Tre Sorgenti, obbligato a fornire l'acqua al comune di Naro, ma senza risultati, tanto che il consorzio è stato diffidato dai commissari di Girgenti Acque e dallo stesso sindaco Maria Grazia Brandara. Il comune narese ha intenzione di adire le vie legali anche in sede penale per eventuali reati subiti dalla popolazione. Difenderemo i nostri diritti, dice il sindaco Brandara, in tutti i modi e in tutte le sedi. E adesso un servizio proprio sulla carenza idrica. 2 guasti causati da motivi diversi hanno provocato nuovi disagi idrici nell'Agrigentino. Il consorzio Tre Sorgenti ha comunicato che sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni alimentati dall'acquedotto consortile, interruzione necessaria per eseguire alcuni interventi di riparazione. Un inconveniente che ha lasciato senza una goccia d'acqua i comuni di Castrofilippo, Naro, Grotte e Racalmuto. Il consorzio Tre Sorgenti ha infatti comunicato per le vie brevi che sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni alimentati dall'acquedotto consortile. Interruzione quindi necessaria ed urgente. Conseguenzialmente, a partire dalla giornata di oggi non verrà effettuata la turnazione idrica prevista. La distribuzione nei comuni interessati tornerà regolare non appena il consorzio Tre Sorgenti avrà ripristinato la funzionalità dell'acquedotto, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Inoltre, la gestione commissariale del servizio idrico integrato ATIA G9 ha infatti reso noto che Enel Distribuzione ha interrotto provvisoriamente e in maniera improvvisa la fornitura elettrica nell'impianto di sollevamento a servizio della sorgente Fico Granatelli, territorio di Santo Stefano di Quisquina. Pertanto è stata ridotta la fornitura idrica nei comuni alimentati dall'acquedotto Voltano e precisamente Agrigento, con la zona industriale, San Michele e Fontanelle, Aragona, Comitini, Favara e tutte le utenze gestite dal Voltano. Conseguenzialmente le turnazioni idriche in programma nella giornata di oggi in questi comuni, spiegano i commissari di Girgenti Acque, Gervasio Venuti e Massimo Dell'Aira, potrebbero subire limitazioni o slittamenti. Isole Olie. Vediamo un servizio. Continuano le ricerche del capodoglio avvistato nei giorni scorsi a largo delle Isole Olie, completamente impigliato in una rete illegale che lo avvolgeva dalla testa alla coda. La segnalazione era arrivata alla Capitaneria di Porto di Lipari e immediatamente si sono attivati i soccorsi della Guardia Costiera. Il personale ha raggiunto il capodoglio rimuovendo molta rete che lo imprigionava, ma ancora ne resta nella coda e l'animale non si lascia aiutare. Il capodoglio ha cominciato anche a fare delle immersioni sempre più lunghe, superando la mezz'ora per volta, e poiché spesso rimergeva distante dal punto di immersione, non era facile individuarlo al suo ritorno in superficie.
Dietro il tentativo di liberare il gigante del mare dalla rete c'è un grande lavoro di squadra che ha visto in prima linea gli uomini della Guardia Costiera, sia di Lipari che poi della Diciotti e il nucleo sommozzatori della Capitaneria di Porto di Napoli. Sul luogo, a supportare la Guardia Costiera, anche il biologo Carmelo Isgrò, direttore del MUMA Museo del Mare di Milazzo. Il team è rimasto attivo nella sua ricerca e nella speranza di avvistarlo e aiutarlo. Purtroppo le ricerche non hanno dato esito positivo. Il capodoglio è stato avvistato per l'ultima volta domenica 19 luglio. Con la rete Spadara ancora addosso, le probabilità di sopravvivere purtroppo si riducono drasticamente. Invitiamo tutti a condividere il più possibile la notizia nella speranza che arrivi la segnalazione di qualche diportista alla Guardia Costiera. Chiesto lo stato di calamità per i danni sui Nebrodi causati dai ghiri. Approvata dalla Giunta regionale la richiesta dello stato di calamità per i danni prodotti dai ghiri alle colture di nocciole sui Monti Nebrodi. Su proposta dell'assessore all'agricoltura Edi Bandiera, il governo musumece è intervenuto per sostenere la coricoltura nel messinese, dopo le ripetute segnalazioni di una proliferazione esponenziale dei piccoli roditori, causata dalla diminuzione o dalla totale scomparsa dei loro naturali predatori come rapaci, volpi e serpenti. Stiamo avviando, spiega l'assessore all'agricoltura Edi Bandiera, una serie di azioni che garantiscano la massima efficienza nel rispetto dell'equilibrio faunistico e dell'ambiente. L'economia di un pezzo importante del territorio siciliano, quello dei Nebrodi, già duramente provato dalla pandemia, è minacciata anche dai danni alle colture prodotti da questi roditori. D'intesa con gli enti e le istituzioni interessate, intendiamo risolvere il problema rapidamente. La richiesta dello stato di calamità, approvata, è propedeutica al piano di controllo numerico dei ghiri. Le azioni di contenimento sono attive da diverso tempo, ma incontrano grande difficoltà, essendo l'animale una specie protetta ed essendo vietata la cattura. Sono state incentivate negli anni tutte le misure finalizzate al mantenimento del paesaggio tradizionale corilicolo, con interventi di potatura e pulizia del sottobosco. Il ghiro, infatti, si muove da albero ad albero, attraverso i rami. Un distanziamento tra piante e la creazione di fasce di rispetto tra colture è quindi la prima misura necessaria per evitare l'invasione dei roditori. Sono stati anche liberati alcuni esemplari di rapaci, ma nonostante tutto il problema esiste e provoca gravi danni ai noccioleti. Da qui l'esigenza di un piano di controllo, preventivamente approvato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che riduca la presenza di questa specie e protegga le produzioni agricole dei Nebrodi. Cresce il Comitato delle Autostrade Siciliane, denominate della Vergogna. Il Comitato delle Autostrade Siciliane della Vergogna a 18 aventi chiede sicurezza. Il Comitato Cenni gestisce l'infrastruttura al centro di numerose polemiche per le varie criticità presenti. Il Ministero dei Trasporti, scrive in una nota il Comitato, dopo aver risolto il problema autostrade deve chiudere il CAS. La Sicilia ha bisogno di strade sicure, la sicurezza prima di tutto. Bisogna avere il coraggio di verificare la reale situazione di una vera e propria emergenza siciliana. Le autostrade A18 e A20 sono state abbandonate all'incuria da oltre 20 anni e le 800 criticità contestate dal Ministero si sono aggravate negli anni a discapito della sicurezza. Il presidente di Cittadinanza Attiva Sicilia ha dichiarato: «La Sicilia per ripartire ha bisogno di strade sicure, non vuole rivivere un'altra strage come il Ponte Morandi. Il governo nazionale ha l'obbligo di intervenire con coraggio pure in Sicilia». Al Comitato Spontaneo di Protesta, composto da Cittadinanza Attiva, Comitato Territoriale Autostrade Sicure di Messina e il Comitato Spontaneo a 18 aventi le Autostrade Siciliane della Vergogna, di quasi 15.000 aderenti, si sono aggiunti nelle scorse ore il consigliere del sesto quartiere di Messina, Mario Biancuzzo, e con le 10.000 firme raccolte chiede l'abolizione del pedaggio Ortoliuzzo-Messina ed infine anche la Conf Consumatori. In sintesi, al Governo nazionale il Comitato chiede di accertare le ragioni delle ultradecennali criticità organizzative e gestionali del Consorzio Autostrade Siciliane. Inoltre, di far valutare agli uffici competenti del Ministero dei Trasporti, con estrema urgenza, la verifica delle attuali condizioni di sicurezza delle due tratte, come fatto in questi giorni in Liguria, e dopo gli accertamenti togliere la concessione al CAS. E adesso pausa per la pubblicità. A tra poco. Siamo giunti alla pagina sportiva
il Canicattì Calcio avvia la campagna acquisti e poi la pallavolo con un grande colpo di mercato della SEAP Dalli Cardillo e infine l'arrivo del Giro d'Italia ad Agrigento. Dopo la conferma in panchina per il tecnico Pippo Romano, il Canicattì Calcio inizia a muovere i primi passi sul mercato. La società biancorossa del presidente Angelo Licata ha dato pieno mandato al direttore sportivo, anch'esso riconfermato, Alessandro Avarello, di allestire una rosa di calciatori competitiva ma senza colpi di testa, cioè senza mettere mani al portafogli per rimborsi spesa esagerati e non in linea con il campionato che si andrà ad affrontare per la terza stagione consecutiva, cioè l'eccellenza. Ed ecco già i primi colpi: il difensore Giuseppe Tedesco e l'attaccante Walter Malluzzo. La società ha trovato l'accordo per il rinnovo con il terzino sinistro classe 95 Giuseppe Tedesco, canicattinese doc. Tedesco vestirà per la quarta stagione consecutiva la maglia biancorossa, ma sarà la prima con la fascia da capitano attorno al braccio. Tedesco è uno dei terzini più forti della categoria, che per età e preparazione potrebbe accasarsi anche squadre di categoria superiore, ma le sue qualità principali, l'umiltà e l'attaccamento ai colori sociali, lo hanno spinto a restare a Canicattì. Scelta fatta con il cuore sicuramente, ma anche con la testa. Accordo siglato anche con il narese Walter Malluzzo, Valterino, centrocampista classe 99. Malluzzo vestirà per la terza stagione consecutiva la maglia biancorossa. Sudore, attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio, queste le doti principali del piccolo Walter, che di sicuro non ne sono sfuggite agli occhi di dirigenza, tecnico e tifoseria. Una sorta di Nicolò Barella sui campi d'eccellenza. Per il resto la rosa dei calciatori sarà rivoluzionata, perché hanno fatto le valigie, si sono accasati al Mazzara l'ex capitano Francesco Maggio, il fantasista attaccante Angelo Caronia e il centrale Dennis Di Mercurio. In partenza anche Federico Matera, che la società proverà a blindare, il portiere Federico Valenti, in procinto di trasferirsi all'Licata di Serie D. Abbiamo cominciato con chi intende proseguire il percorso assieme a noi, ha detto il vicepresidente del Canicattì Calcio Faustino Giacchetto, tolti quelli che hanno già svestito la maglia biancorossa perché hanno ricevuto proposte a cui era difficile dire di no. Gli altri giocatori saranno i primi ad essere contattati. Per quanto riguarda gli obiettivi dichiarati, la società punta ad un campionato tranquillo con una promozione spalmata anche in 2 anni, tanti quanti sono gli anni di contratto per Pippo Romano. La SEAP Dalli Cardillo di Aragona piazza il primo grande colpo di mercato ingaggiando la palleggiatrice Valeria Caracuta, ex LKS, formazione del massimo campionato polacco. La nuova regista biancazzurra ha iniziato la scorsa stagione agonistica con la maglia del Millennium Brescia in Serie A1, per poi passare nella finestra del mercato invernale al club polacco in lotta per la Champions League. Valeria Caracuta, palleggiatrice di assoluto valore e grande esperienza, è nata nel 1987 a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, è alta 1,73 m. Vanta numerose stagioni tra la Serie A1 e A2, l'esordio è avvenuto nel 2008 e 2009 a San Vito dei Normanni, prima di passare alla Florence Castellana Grotte, alla Yamamai di Bustarsizio e alla Rebecchi di Piacenza. In quelle stagioni ha conquistato 3 scudetti, 2012 a Bustarsizio, 2013 e 2014 a Piacenza, 2 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa CEV. Nel 2015-2016 ha giocato nel Wellness League francese prima di rientrare in Italia alla Golem Palmi in Serie A2, quindi si è trasferita al campionato in corso presso la Nord Meccanica di Modena, con cui è stata finalista dei playoff scudetto e della Coppa Italia. Nella stagione successiva ha difeso i colori della Lab Legnano da protagonista e quelli della Savino del Bene Scandicci nel 2018-2019 nella massima divisione. Valeria Caracuta ha indossato anche la maglia della nazionale italiana. Nel maggio del 2013 a Montreux ha debuttato in azzurro nella sfida italiana Giappone 2-3. La mia scelta di Aragona parte dall'entusiasmo e la carica con cui il presidente Nino Di Giacomo e il coach Massimo Dagioni, con cui avevo lavorato a Bustarsizio, mi hanno presentato il progetto. Queste le prime parole dell'atleta. Mi è sembrato sin da subito un ambiente ambizioso, con delle basi valide per arrivare molto in alto e raggiungere importanti obiettivi. I presupposti ci sono e sono contento di accettare questa sfida e mettere a disposizione delle mie nuove compagne e della nuova società la mia esperienza. Pur non conoscendo molto la categoria, questo non mi spaventa, anzi è uno stimolo in più per mettermi in gioco. Sono stata sempre una persona ambiziosa e so che per arrivare in alto servono sacrificio, umiltà. Queste parole saranno il mio motto dal primo allenamento in cui entrerò in palestra.
So che Aragona è una piazza calda, con tanto tifo e seguito, e noi ne faremo di questo la nostra arma in più. Anche la Valle dei Templi di Agrigento sarà protagonista in occasione del prossimo Giro d'Italia 2020. Si andrà dalla Valle dei Templi fino all'Etna. Il Giro d'Italia edizione 2020 post-virus Covid-19 partirà infatti dalla nostra isola. Saltata la partenza da Budapest in Ungheria, vista l'emergenza del Covid-19, la corsa scatterà da Monreale il prossimo 3 ottobre. Ufficializzate infatti le prime 4 tappe di 500 km suddivisi in 4 giorni. La prima sarà una cronometro individuale di 15 km circa che partirà davanti al Duomo della cittadina siciliana per concludersi a Palermo. Il giorno dopo tappa per velocisti che va da Alcamo e arrivo nella suggestiva Valle dei Templi della nostra città. Nella terza tappa primi assaggi di salite con l'arrivo sull'Etna a Piano Provenzano a quota 1800 metri, quindi il 6 ottobre la quarta tappa da Catania, l'ultima in Sicilia che nei piani originali avrebbe dovuto ospitare invece la quarta, la quinta e la sesta frazione. Arrivo a Messina dove la carovana si sposterà sulla terraferma. Il giorno dopo la frazione non facilissima in Calabria da Mileto a Camigliatello Silano. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Nello Musumeci e dall'assessore allo sport Maglio Messina, che hanno voluto con decisione che il giro partisse da Monreale d'intesa con l'organizzazione, una scelta consapevole del governo regionale nei confronti della quale la città è grata. Un'attenzione e una sensibilità continua per il nostro territorio che in questa circostanza ci regalerà un appuntamento con la storia. Saltata quindi la partenza dall'estero, il governo ha valutato che la scelta migliore per promuovere l'avvio del giro fosse Monreale, quindi Agrigento, la Valle dei Templi, vetrine naturali del nostro fascino siciliano, un evento eccezionale che avrà sicuramente ricadute sulla capacità attrattiva del nostro territorio da un punto di vista turistico. È una grande gioia dire che a Dolce & Gabbana, il loro innamoramento, questa terra di Sicilia, e questo accordo prestigioso con il governo regionale, l'8 di agosto il privilegio di una giornata di grande gioia, di grande festa, di cultura, di arte, di cibo, tutti i distretti dell'agroalimentare siciliano insieme in delle magnifiche bancarelle disegnate dai maestri Dolce & Gabbana, e quindi in questo luogo meraviglioso una splendida giornata internazionale. E questo accordo più che mai dà un valore simbolo di una Sicilia che vuole rinascere, soprattutto di noi siciliani, ad accogliere questa grande casa di moda mondiale e giocare insieme a dimostrare che siamo persone non solo per bene ma culturalmente preparate a delle sfide imprenditoriali e non solo. È un privilegio di cui andiamo estremamente orgogliosi, ringraziamo la Presidenza della Regione Siciliana, ringraziamo l'assessorato alle attività produttive che ha scelto questa cornice meravigliosa di Castellammare del Golfo per accogliere un evento assolutamente unico di rilevanza internazionale. Ci inorgoglisce ma ci riempie di responsabilità affinché tutto proceda per il meglio e Castellammare, la nostra provincia, possa esportare mediaticamente le meravigliose bellezze storiche, architettoniche, culinarie. Le attività anche collaterali cominceranno nel pomeriggio per concludersi poi la sera intorno a mezzanotte. Occasione splendida anche per i cittadini della provincia, per i turisti presenti nel nostro territorio. Il grande privilegio di partecipare, ma non è Peppe Giuffre che partecipa, ma bensì sono tutti i pasticceri del territorio. Ringraziare la Regione Sicilia, ringraziare tutti coloro che permettono questa meravigliosa serata che si terrà giorno 8. Stiamo impreziosendo la tappa di Castellammare del Golfo, aggiungendo all'estro, alla fantasia, all'importanza, alla notorietà di Dolce & Gabbana, che per la prima volta nella storia della loro vita legano il loro nome alla regione siciliana, un evento enogastronomico, culturale, imprenditoriale che proietta la Sicilia e la città di Castellammare del Golfo nel mondo. La proiezione di un cortometraggio
che parla della storia Dolce & Gabbana, del loro marchio legato alla Sicilia, alle manifestazioni che hanno fatto in Sicilia, legato alla città di Palermo, sede dove è stato girato il film girato da Tornatore. Noi abbiamo la fortuna di averlo e abbiamo la speranza che questo evento possa proiettare l'immagine di una Sicilia diversa nel mondo e l'immagine della città di Castellammare del Golfo e della provincia di Trapani come eccellenza all'interno di questo territorio. Ed è tutto anche per oggi, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.